Una raccolta di giornali, riviste e altro materiale editoriale consultabile da tutti, presentata oggi a Cagliari l'Emeroteca all'interno del Teatro Civico di Castello. Caffè e giornali il fine settimana con sottofondo di musica classica e con la lettura gratuita dei quotidiani che il Comune di Cagliari prova a risvegliare il quartiere di Castello. Tutti i giorni, a partire dalle 10, sarà possibile venire al Teatro Civico a informarsi seduti nel foyer oppure all'aperto, giusto accanto alla platea del teatro. Come idea è buonissimo, in modo che in Castello che venga rinnovato, ravvivato, che ci sia vita un pochettino, che la gente vada a ristorarsi, a trovare amici. Un'iniziativa simile c'è ai giardini pubblici e Sì. vedo che è molto seguita, quindi se lo fanno anche qui, tanto di guadagnato. 10 le testate di quotidiani nazionali e regionali, una selezione di riviste che compongono la nuova Emeroteca di Castello. Il pomeriggio la cornice del Teatro Civico si aprirà anche agli adolescenti collaboratori di recitazione e musica, mentre il sabato la letteratura la farà da protagonista con letture di saggi di Francesco Alziator.